Coach Chiarello, vittoria nel segno della concretezza. Sì, sapevamo che il Bassano stava attraversando un buon periodo, anche domenica scorsa a Trissino ha fatto una gran partita, quindi io ho chiesto ai miei ragazzi molta concentrazione ed essere forti in difesa. Poi sapevamo che era difficile fare le ripartenze perché loro giocano con due alti e due bassi, però in certi momenti loro hanno dovuto, specialmente dopo l'1-0, sbilanciarsi un attimo e noi siamo stati bravi a tenere palla e anche poi a chiuderla. Però c'è da dire che comunque il Bassano non è perché ha perso che è una grande squadra e noi questa sera abbiamo avuto un grande Bruno in porta. Alla luce di questo risultato aumentano i rimpianti per quello che poteva essere un estate oppure aumenta di conto la consapevolezza, ok, adesso facciamo un gran finale di stagione? No, noi siamo consci che dobbiamo riuscire a levarci questi play-out di turno e poi noi possiamo giocarcela con chiunque, quindi noi sappiamo che se riusciamo a giocarci l'entrata ai play-off noi possiamo dire la nostra.